Anche oggi c'è la chitarra della mia. Potremmo fare anche un po' in napoletano, cioè le vecchie belle canzoni napoletane, le serenate, perché no? Adesso vediamo cosa mi capita. Sapete che il SIP è il servizio idilli e passioni. Servizio idilli e passioni. Che cosa significherà mai? Significherà mai che questo servizio è un servizio di telefonate. Telefonate, ma di serenate telefoniche, esatto. E quindi le persone a cui sono rivolte ascolteranno, poi sapranno qual è il nome della persona che poi è sempre il povero e buon Girolamo. Se invece è un uomo può essere, che so, Clitoride Pazzo, perché facciamo serenate anche agli uomini. Sì, anzi, guarda, vorrei cominciare subito, ma chi se ne frega delle donne, abbi pazienza. Potrebbe anche essere Tito Traves, no? Che è vero, non sempre può essere una donna, ma anche un uomo che fa la serata a un uomo, perché no? Ho trovato un Floriano e guarda, subito me lo faccio. Sì. Vediamo un po', io ho fatto il numero e vediamo se corrisponde a qualcuno che esiste, se c'è, se non c'è, eccetera. Sì. Pronto? Pronto, buongiorno signora, c'è il signor Floriano? Buongiorno. C'è il signor Floriano? Floriano? Sì, ve lo passo. Grazie. Prego. Per essere c'è. Pronto? Pronto, signor Floriano? Sì. Buongiorno, qui è la SIP, Servizio Idilli e Passioni. C'è una serenata per lei. Dica. Dunque, questo è un servizio di serenate telefoniche e c'è una serenata per lei. Gliela faccio ascoltare, dopodiché le dicono il nome della persona che gliel'ha dedicata, d'accordo? Va bene. Ascolti, è una cosa un po' insolita, ma sa, c'è anche questo servizio, ascolti. Sì. C'è una serenata per me, Brunella, vieni a... Oh Floriano, oh Floriano, oh Floriano, quando me lo metti in mano, Floriano, sei testardo come un mulo quando me lo metti in culo. Pronto? Pronto? È sempre lì, ascolti, no, perché mi sembrava che se fosse andato. Non è finita, eh? Oh, no. Floriano! Tutto tuo è il mio ano. Mi piacciono tanto gli asteroidi. Ti prego, massacrami l'emorroidi. Chi è questo idiota? Ma che cazzo che hai? Pronto? È finita? Sì, è finita. Ma chi è questo idiota? Noi non sappiamo, cioè le possiamo dire solamente il nome della persona. Si chiama Tito Traves, quella è una persona di sesso evidentemente maschile, si chiama Tito Traves, le ha dedicato questa serenata. Tito Trames? Tito Traves. Tito il nome, Traves il cognome. Va bene, io non conosco. Segue telefonata dello stesso. Grazie, buongiorno. Prego, buongiorno. Lo richiamiamo subito. Era una serenata gay. Ora arriva Tito. Sì, Tito. Floriano. Belle rime in anno, vero? Sì. Risponderà lui o la moglie? Pronto? Pronto, buongiorno. Vorrei parlare con Floriano, per favore. Sono Tito. Pronto? Sì, è pronto, ma che è? Ora la serenata è ora. Ah sì, ecco, gliel'ho fatta fare io una serenata, appunto, volevo sapere se gli era piaciuta, me lo può passare, per favore? Ha detto se ti era piaciuta, Floriano. Me lo passi, perché... Ha detto gli è piaciuta tanto. Sì, me lo passi perché è il mio grande amore, Floriano, sa? Me lo passi, sia gentile, lei la moglie. È il suo grande amore, lo vuoi? Sì. È il suo grande amore, Floriano, lo vuoi? Sì, lo vuole. No, ha detto non vuole parlare. Ma lei è la moglie? Sì, sono la moglie. Ho capito, senta, guardi, non deve essere gelosa di me, io in fondo sono un uomo, anche se insomma ho tutte le fattezze femminili, vero? E poi tra l'altro anche il mio poparuolo ancora, insomma, per cui sarà, cioè è una cosa diversa da lei, capisce? Ma lo so, ma lei è, scusi. Cioè quando Floriano... Ma lo vuole prendere in giro? No, lo voglio prendere in culo, ecco.
Ma infatti... Sì, perché quando Floriano me lo mette è una cosa meravigliosa, mi arriva in bocca. Non lo prende girato, lo prende in culo. No, ma Floriano non si può lasciare così sullo sfondo, no, Floriano? Con queste mogli in piccione, insomma, Ma guarda, lo richiamo, sì. Va? Lo richiamo, sì. Va. Sì, certo. Naturalmente. Non risponde. Perché? Casomai gli passo Maio, il fioraio Gaio, che come vuole più buo ancora, vero? Non dà segni, di fica, appunto. Ancora due, dai, proviamo ancora due, diamo ancora due possibilità, ancora una. Niente da fare, me l'ha messo nell'ano questo ultimo tentativo, e quindi andiamo oltre, perché insomma ora basta, c'è un po' una donna anche per oddio, qui però ho trovato un altro nome bellino di uomo. Dai, oggi facciamo il gay, no, facciamo appunto il sip gay. Dunque, insomma, ora vediamo, perché mi piace questo nome, è carino, probabilmente ne è morto. Telecom Italia. No, non mi dica questo, signorina, perché lei la odio sinceramente, con tutto il mio essere, il mio cuore e il mio pupparuolo, ecco, se è possibile. Ecco, ma figuriamoci, ecco. Dunque, riproviamo, ho rifatto il numero, l'ho ridigitato, vediamo se dice ancora così. Non lo dice più. Mio Dio. Vediamo se c'è. Se c'è bene, se non c'è però mi piaceva un nome un po' strano, non è che sia stranissimo, ma non c'è, peccato. Era Alimeno. Pronto? Pronto? Signora? Pronto, mi sente? Pronto? C'è Alimeno? Chi parla? Sì, Alimeno è morto da un pezzo. Signora! Chi parla? C'è Alimeno? Alimeno! Non c'è più, vero? Signora? Dov'è Alimeno? Alimeno è a casa. Ah, meno male, pensavo fosse morto. Me lo passa, signora? Signora, me lo passa? È a casa. Ah, un'altra casa! Diamine. Diamine, che è suo figlio? Alla famiglia per conto suo, Ma che è suo figliolo? Sì. Signora! Buon appetito! Altrettanto a voi. Piripi, arrivederci. Come? È possibile che ci sia un Alimeno che è il figliolo, cioè che è ancora vivo addirittura, e si chiama Alimeno, poverino. Guarda, non si merita nemmeno, cioè non se ne faccia, poverino. Già questo nome, vero? Ecco, facciamo un'altra, ora una donna, Alimeno sta a casa sua, abbi pazienza. D'accordo, per carità di Dio, lasciamo perdere, andiamo oltre, Alimeno, Mamma mia. Se deve nascervi un bambino, mi raccomando, chiamatelo Alimeno, già che ci siamo, chiamatelo Alipiù, che è meglio. Non è gratuita. No, ma tutte le volte così, rifacciamo, sì, che tu ci vuoi fare? Dunque, rifacciamo, riproviamo, dai, vediamo, perché la prima volta era andata bene, la seconda, cioè la prima, la seconda, cioè vabbè, non lo so. Sentiamo che mi dice adesso. Alla seconda va meglio, ha bisogno di 2 botte questa. Ecco. Il problema è che magari qui non c'è nessuno. Peccato perché questo nome poteva essermi utile. Vedete, i nomi che vi possono essere utili spesso sono assenti. No, niente, non vi dico nemmeno il nome di donna che avevo trovato, perché è inutile, non c'è nessuno. Ecco.
Proviamo questo. Che vi devo dire io? È pieno di gente e vote, è pieno di voti, è voto di pieni. Dunque sì, facciamo questo. Un'altra donna che ho trovato, io trovo molte donne sull'elenco, non te si trova. Ero selezionata. Ora tutte le volte così, d'accordo signorina, ora lo rifaccio, va bene? Vediamo se succede anche qui la stessa cosa, magari questa volta è veramente maiala, nel senso che veramente non succede nulla. Io che vi devo dire? Proviamo. Tutte le volte così, alla seconda, alla prima un va bene, una roba da pazzi, ma che? Pronto? Sì, pronto, c'è la signora Lilla? Lilia? Lilia, scusi, sì, Maria Lilia. Sì? Ecco, è lei? Sì? Benissimo, signora. Questa è la SIP, Servizio Idilli e Passioni. Le comunico che c'è una serenata per lei. Oddio mio. È un servizio di serenate telefoniche. Una persona gliel'ha dedicata. Noi le facciamo sentire la serenata, poi al termine le diciamo il nome della persona che gliel'ha dedicata, d'accordo? Va bene, grazie. Allora, era Maria Lilia, non Lilia. Sì? Lilia, ecco. Oh Maria Lilia, il tuo culo mi strabilia. Oh Maria Lilia, trombi che è una meraviglia. Con te ti trovo anche mentre bevi il tè. Sei una donna spettacolosa, ti leccherei ogni cosa, però sei un po' spinosa, quasi fossi una rosa che non riposa sul mio uccello, sul mio bell'uccello. È meraviglioso, sai, ma perché il sopracciglio non me lo dai? Ti prego ancora, mezzo dentro e mezzo fuori. Pronto? È andata via. Maria Lilia è andata via. Ha ascoltato per un bel po', quasi fino alla fine, però poi ho sentito un clac, clic e clac. Bisogna richiamarla perché l'ho fatta un po' lunga perché mi ispirava, come respirato. L'ho fatta in una tonalità minore, per cui sai, era più suggestiva la cosa, vero? Sì. Fatto anche qualche licenza poetica, no? Pronto? Pronto? Sì? Buongiorno, Maria Lilia, io sono Girolamo, quello che ti ha fatto fare la serenata. Ma mi sembra il modo questo di fare certe cose? Ma ti vergogna? Ti è piaciuta? No. Peccato. Ma come in modo questo? Uno disperato gli fa una serenata, disgraziato, con tutte le migliori intenzioni di mondo. E questa dice: ma dovresti fare le cose a farli ben asciughi, si dice solamente pedai di culo, è vero, è così ragazzi, che ti devo dire, purtroppo bisogna andare a trovarne un'altra, via, sì, un'altra, sì, questa, facciamo questa, aspetta, Ma ora dice informazione gratuita, sentite, e poi dopo magari lo rifò. I numeri bisogna farli due volte, proviamo, ora magari mi smentisce.
m'ha smentito, mi frega sempre. Dunque, ok. Mm-hmm. Certo, qualche licenza poetica tipo famiglia, meraviglia, per far rima con Maria Lilia. Oh Dio mio, non c'è nessuno? Ecco, niente, no. Beh, andiamo oltre, si va avanti, no? Sì, fammi cercare. Un altro nome di donna, dai, buttiamoci sulle donne che è molto meglio. Io almeno di solito mi butto sulle donne. Di solito sono le donne che si buttano su di me. Modesto, vero? Ne trovo tante sull'elenco. In questo momento però ne sto trovando nemmeno una, nel senso che trovo una riga con tutti uomini. Sì. Ma che lo sono tutti uomini, Oh, fammi fare una donna, abbi pazienza. Anche perché poi magari ne cerco una con qualche rima un po' più originale, se no sempre Ina, Ana, Anna e così via. Scusa, ho trovato una Fernanda. Fernanda? Proviamo Fernanda. Mo. Ora tu. Stum parava pum pum. Niente. Vabbè, niente. Che tu vuoi fare? Non ci sono. Le un cenno. Ma fammi vedere qui. Avevo visto una. Mi è sfuggita. No, questa anche se guarda, questa è difficilissima, però bisogna farla lo stesso. È un nome che non ho mai trovato. Mai più. Mai. L'ho trovato ora. Sì, l'ho trovato ora. Mai dire mai. Si chiama Rosea. Non Rosa, Rosea. Dimmi te cosa trovo di rima. Pronto? Sì, la signora Rosea? Pronto? Sì, chi parla? È la signora Rosea? Ma senti, poi Alberto, vogliono una che io... Alberto, Dini. Pronto? Pronto, mi sente? Sì, chi voleva? Ecco, la signora Rosea. Voleva la signora Rosea? Sì. Ma che cosa voleva? Mi scusi? La SIP. Servizio di rilevazione, è in casa? Sono il figlio. È il figlio? Sì, mi può dire a me? Non può venire al telefono? No, può venire, ma siccome tra altre cose è molto anziana. Comprenderà quello che gli dirà. Chi voleva? È molto anziana? Sì. Ah, ho capito. No, niente, siccome qua non sappiamo se è un errore o no, si chiama Rosea o Rosa? Rosea. Sì. Ah, Rosea, proprio Rosea, no? Sì. Perché noi pensavamo che è ancora sull'elenco, no? Certo, è sull'elenco. Sì, E appunto noi pensavamo che fosse un errore nostro, o di proprio Rosea. Sì. Ecco, benissimo. La signora, sua moglie invece si chiama di nome? Mia moglie? Sì. E cosa c'entra mia moglie, scusi? Non so, qualche cosa c'entrerà, immagino, no? No, cioè, se l'ha sposata? Stesso, scusi, cosa c'entra mia moglie? No, come cosa c'entra sua moglie? Se sua madre è Rosea, com'è sua moglie? Violetta? Violetta è anche un nome, potrebbe chiamarsi Violetta, no? Senta, mi scusi, ma non è il caso che... Ma guardi... giocare, No, io non sto giocando, ma... Ma cosa vuol sapere lei, mi scusi? Ma scusi... Voleva sapere se Rosea aveva il nome giusto. È esatto. Il nome giusto, poi cosa vuol sapere? Come si chiama sua moglie di nome? Ma che gliene frega come si chiama il moglie di nome? Ma perché si incazza, scusi? Che cosa gli ho chiesto mai? Che cosa gliene frega a lei come si chiama il nome? Ma perché non me lo vuol dire? Ma perché glielo devo dire? Perché c'ha un nome brutto. Su un nome di battesimo, ma questo va richiamato. Su un nome di battesimo, dico io, si fanno tutti questi castelli in aria, su un nome di battesimo. No, ditemi voi, Cioè, dico, non mi ha niente di strano. Come si chiama tua moglie? Si chiama Violetta. Ecco, la mamma Rosea, la moglie Violetta, i bambini. Pronto? Sì. C'è Violetta? Ma insomma, senta, lei mi sta prendendo in giro.
Mamma mia. Ecco, non vuol dire come si chiama la moglie si chiamerà Ermengarda, Clotilde, Ludmilla, non lo so, ma Dio mio, Mersino Genoveffa, ma è una cosa, basta, questo basta, non lo chiamo più, perché è una persona. Ma molto spesso troviamo persone che non vogliono dire i nomi perché hanno paura. Di che cosa hanno paura? Chiedo io, che dire il nome sia un non so che paure si inneschino nelle coscienze di alcune persone per un nome di battesimo. Vabbè, ho fatto il numero di Pia. Me ne vado via. No, però qui ho visto un nome troppo bello, questo è di uomo e me lo faccio. Si chiama Socrate. Socrate. Ti rendi conto? Socrate. Sì, dai Socrate, dai, facciamoci Socrate. Sì, che rima trovo con Socrate? Sì, boh. Ma tanto non c'è, Socrate sai un po' è morto, voglio dire. Lo studia nella scuola. Ormai Socrate, niente. Pronto, signora? Mi dica. C'è Socrate? No, ho sbagliato. Non c'è Socrate. Ha sbagliato. Ho capito, ma perché non c'è Socrate? Mi passi Euripide, Euripide. Cazzo c'entra Socrate con Euripide? Cioè, insomma, vabbè. Forse Sofocle, ma nemmeno Sofocle. Andiamo oltre, va. Via. Eschilo? Non lo so. Senti, io sto cercando un nome, è un nome di donna, poi se trovo un nome buffo lo faccio lo stesso, però qui lì non c'era nemmeno Socrate, pensa un po' te, non c'era Socrate. Ecco, vabbè, ho trovato un altro, mi tocca fare un maschio perché sono molti maschi e donne difettano, e allora io vado a fare un nome molto gay, se vogliamo, ecco. Valentino, no, non si può dire che uno è gay, lo sapete, con la privacy ora non si può dire quel tale personaggio, che so, quel tale stilista, non si può dire, per cui però Valentino mi fa pensare a tante cose, San Valentino, una poesia, Valentino vestito di nuovo come le brocche di Biancospino e così via, no? Anche allo stilista mi fa pensare, no? Però purtroppo questo Valentino è andato via, chissà dove si trova, A volte mi avete mai pensato dove sono queste persone, dove si trovano, dove saranno, dove mai potranno essersi nascoste nelle pieghe del mondo, della vita e dell'aldilà, chissà. In questo momento questo si sentirà forse fischiare l'orecchio, sinistro, destro, non si sa bene, il naso, si sente fischiare il naso. C'era un film, Il fischio al naso, sì, interpretato da Pronto? Tognazzi. Pronto? Sì, pronto signora? Chi è lei? Senta, c'è il signor Aldo? No, chi? Aldo Manuguerra? No, non c'è più Aldo, è morto. È morto? Sì. Beh signora, allora non è l'Aldo che cercavo io evidentemente, mi scusi, No, prego. Buongiorno. Guarda, si parlava di morti, per prima o poi il morto arrivava, Il morto, pensa, addirittura, come si chiamava quello là? Alimeno l'era vivo e Aldo, un nome più normale, era morto. Ecco, ti rendi conto? A volte a sta dietro a nomi, Ecco, qual è il nome bellino ho trovato? Sì, ma l'ho trovato, sì, Bae, sì, aspetta, Eccolo là, un nome di donna questo qua, sì, mi fa ricordare una striscia di tanti anni fa, fumettistica. Lui si chiama Arturo e lei Zoe, Arturo e Zoe. Nomi iranizzati di due personaggi. Pronto signora Zoe? Sì. Lei personalmente? Sono io, sì, perché? Benissimo, questa è la SIP, Servizio Idilli e Passioni. Prego?
SIP. Parli un po' più alto perché non sento un tubo. Ora mi alzo, signora. SIP, Servizio Idilli e Passioni. E allora? E allora c'è una serenata per lei, signora. Senta, la serenata la faccia a qualche altro perché a me non me ne frega un tubo. Lei, signora, è molto maleducata. Sì, anche lei, perché Io? dovrebbe sapere che quando telefona a qualcuno dovrebbe avere l'età giusta per le telefonate. Ha capito, grand'uomo? Oh, Zoe! Ma va un po' in onda tu vuoi? Signora Zoe? Gerardo. Chi è? Sono Gerardo. Ora l'ho capito, Gerardo. Oh, Zoe. Zoe. Zoe non si fa prendere per il sedere. Brava Zoe. Te capì, ragazzo? Te capì, mica capì. Ah, te capì, ragazzo? Vabbè, non si può nemmeno scherzare un po'. Ah, no, scherzare poi oggi non è la giornata giusta. Perché? Che è oggi? No, oggi ce l'ho per traverso. Ma ce l'hai col mondo, ce l'hai? Amore mio, dove sei? Sono qui! Dove? Molto vicino! Ma dove? Tanto vicino che non ti potrei toccare, ma... Sei al mare? Sì! Bella Stella, quando sei arrivato? Ma sono arrivato ieri! Oh, la tua bella mogliettina dove l'è? Quella lasciamola un po' perdere. No, io non la lascio perdere, se no lascio perdere anche te. No, ma io la lascio perdere io. Hai capito, ragazzo? Hai capito, ragazza? Che allora non la lasciar perdere, perché io lascio perdere anche te. Ma perché? Ti adoro, ma voglio tanto bene anche a Giosine, l'hai capita o no? Sì, anch'io le voglio bene, ma è lei che non vuole bene a me. Non è vero, brutto bugiardo. No, bugiardo. Dove sì, sei? A Marina, sì, Principina? a Marina. Ma ci sono le serafiche. Quant'è che sei lì? Da ieri. Sei arrivato ieri? Ieri. Cara Zoe, mi hai riconosciuto subito, accidenti. No, non ti ho riconosciuto dalla voce perché... stranamente, ma c'hai il telefonino? Sì. Ecco sì. perché. Ecco perché. Perché non è una telefonata in filo. Te capì, ragazzo? Hai capito che non è in filo? Te lo ridico. Te sei furba, No, tu. io non sono furba, però non mi faccio prendere per il sedere. E infatti... Con le telefonate cretine che ne ricevo tante. Ci credo. E allora ci ho messo anche la tua. Vabbè, ma io... Bella Stella mia, bella scusami. Stellassa mia. Scusami. Io ti volevo dire una cosa, Dimmi, sai. amore mio. Vieni a trovarmi. Dove? Lì, al mare. No, Stella, non posso. Perché? Non posso, Gioia. Perché, tesoro? Perché non posso, amore mio, perché non posso? Ma vengo a trovarti io. Il mare io lo adoravo. Non lo adoro e più. Invece non posso più. Lo adoro tuttora, però mi è proibito. Ma ascolta, vengo io a trovarti. Quando vuoi. Ma senza la moglie. None. Sine. Non ci venire da solo perché non ti ci voglio. Ma che hai paura che ti salti addosso? No, una volta mi ci potevi anche saltare. Ora, caro. Ora sono rovine. Vabbè, ma... Hai capito, amore mio? Ma se ci provo, che fai te? Io reagisco. Ce lo faccio ancora, reagisci come? Bene o male? No, ho detto reagisco. Sì, reagisci, ma come? Capito? Cioè, ci stai? Amore, avete mangiato o devi mangiare? Io devo mangiare. Ecco perché ce l'hai la logorroa, C'ho la logorroa, sono logorroico. E poi... Senti, però, sei troppo simpatica, mi fai impazzire. No. Ho telefonato perché ho detto... Io ti voglio tanto bene, sì, tanto, e sai che te ne ho voluto sempre. Sì, ma io ne voglio ancora. Di bene. Anch'io te ne voglio dare ancora. Vieni. Ma ti ricordi i vecchi tempi? Oh sì. Altro che. Qual è il più bel ricordo? Erano migliori. Qual è il più bel ricordo che hai di me? Non posso dirlo a te. Di me. Di te? Sì. La dolcezza. Sì. E quella tenerezza. Sì. Gli occhi pieni di affetto. Sì. Pieni di tutto quello che c'è di meglio a questo mondo. Come ti dicevo sempre? Amore. Oh, bello. Senti, i tuoi ragazzi? Tutti bene? Sì, insomma, uno che c'è? Un po' così. Quale? Quale? Prova a dire. Quale? Prova a dire. Ma non saprei, Stefano no, senz'altro. E l'altro? L'altro come si chiama? Ti ricordi come si chiama l'altro?
Ce n'hai 4. Appunto, no, quale? Non è Stefano, dimmi un altro nome. Stefano non è, vero? No, non è. È tutto a posto. Tutto lì. a posto, Stefano, sì. Allora? E allora? Ce n'è uno che mi piace tanto, anche se non è bello, e si ma chiama? È di una simpatia unica. Qual è? Non mi ricordo i nomi. Sai che io sono stata 1 mese e mezzo in ospedale. Certo. E quando sono uscita, perso la memoria. Ho queste specie, non lo so. Amnesie? Non sono amnesie, perché poi dopo un istante io ricordo perfettamente quello che volevo dire. Stelassa. Ma tesoro mio, è la vecchiaia, Marco si chiama. Quale? Quello che dico io no. No, quello che dico io. Marco? Marco, sì. No. Sì. Ah, no, eh? No. Ah, no, eh? No. Ho detto no. Vedi che ce l'hai la memoria. Ho detto è un altro. E allora come si chiama? Non me lo ricordo. Oddio. Dimmeli. Vabbè, non importa. No, lo sai perché? Perché no? Perché questo ragazzo Che è successo? mi ha Marco? detto, sì. Che gli è successo? Ti devo presentare una persona, mi sono fidanzato, mi ha detto, no? E allora? Era un uomo. Gerardino, no, amore, non. Era un altro ragazzo. Oh signore. Che vuoi fare? Purtroppo niente. E poi sai, oggi come oggi non puoi nemmeno dire. Vi siete già visti con Giorgio? Non puoi nemmeno dire, guarda, no, perché poi ti dicono sei un arretrato. Ascolta, amore. Sì, mi tesoro. ascolti? Dimmi, tesoro, Stelassa. Oh mamma. Dimmi, mi fai sciogliere. Non ti sciogliere. Non me lo dire più? No, te lo dico più. Ti sei già visto con Giorgio? Come? Giorgio. Hai già visto? Sì, mi ho visto. Ah, sei venuto a Grosseto allora? Sì, certo, ma Giorgio però voglio dire anche lui mi ha detto una cosa che insomma non posso dire. Oh Gerardo, vieni allora. Ti racconto tutto quando vengo. Ti aspetto. Mi aspetti? Vieni? Io vengo quando mi dici. Dimmi te. Vedi, Oggi, Zoe, domani, sempre. Ascolta Zoe. Sono sola. Sì. E devo bastare a me stessa. Certo, per carità di Dio. Per cui può essere anche che ho necessità di andare da qualche parte. Esatto. E non vorrei che certo Stelassa. E non mi trovi. È vero. Ma allora ti do un colpo di telefono prima di venire? Oh, bravo, grazie. Ora facciamo passare il fine settimana, i primi della settimana prossima. Sì, la settimana prossima? Sì, ti chiamo. Ti dico, 2 settimane. Ancora una? Sì, cioè 2? Sono arrivato ieri, capisci? Ah, siete arrivati ieri? Quindi... 1 settimana e mezzo, via. Poi, non 8 e mezzo. Sai che, 9 settimane e mezzo. Ho capito, amore mio, ho capito. Malandrina. Ci vediamo allora, per favore. Quando vengo da te. Io non posso venire e non vengo. Va bene, ho capito, Stelassa. Tu capirai perché mi hai sempre capita. Stella mia. E non vorrei che adesso lo sai, un uomo. È un uomo. Diciamo importante? Importante, ecco, sì, ma per me sì, lo sei. Certo, ma lo sei sempre stato. Hai capito cosa mi ha portato in casa mio figlio? Allora dirai, hai ragione. Già hai ragione, però ti volevo dire un'altra cosa. Quando verrò lì da te ti dirò una sola parola, all'inizio una sola parola ti dirò. Cioè? Amore. Grazie. E io ti dirò tesoro? Sì. Va bene? Io sono il tuo Gerardo. Sei il mio Gerardo. Il tuo Gerardo. Io guarda, amore, mi sento grazie. tuo. Ti ringrazio. Perché guarda che io, siccome ascoltami bene. Te non ti fai prendere per i fondelli, Io sono una zitella. Ma sono una zitella volontaria. Una single si dice oggi. No, a parte i single che a me non mi dicono un tubo niente. Ecco. Io sono una zitella volontaria. Essendo una zitella volontaria, ho dato tanto amore a tutti che però... Tutti gli uomini delle altre. No. Non lo so, ho dato amore ai miei nipoti tanto. Complimenti, brava. Ho dato amore alle mogli dei miei nipoti tanto. E poi Stelassa mia. C'ho in mano? Tesoro, cosa c'hai in mano? Niente. Per forza, se ti sposavi qualcosa in mano ti ritrovavi, no? Appunto. E non ti sei sposata, non c'è niente in mano. Vedi, Stella mia, ascoltami. Dimmi. Non si vive 2 volte. Perché io dico, se il Padre Eterno benedetto ci facesse vivere 2 volte. Ma anche 3 o 4. No, a me ne basterebbe una. Un'altra in con più. Le esperienze già vissute. Già.
Allora andrei in tasca apparecchi. Ecco, anzi dirò di più, in culo apparecchi, no. Diciamo le cose come stanno. Brutta la parola, no, non mi piace. Non ti piace la parola culo? No. Dai, ma oggi come oggi bisogna aggiornarsi. Il linguaggio è così, culo, cazzo, figa. Quello dove si siede. Quello dove si siede. Non lo sapevi questo, Hai visto? Io ti vado in quello dove si siede. Mi vai in quello? Oh, con piacere, entra pure. Ciao, amore. In quello dove si siede, cioè nel culo. Ciao, bello. Ci vediamo presto. Allora, la prossima settimana io ti aspetto. E vengo da solo. No, non ti voglio solo. No, ma senti, mia moglie l'ho trovata a letto con un campanaro. Ma vai, ora ti ci mando io. Che faceva din don. Ora ti ci mando io a quel paese. Mandamici. Sai come diceva Alberto Sordi? Ma che ci vuoi andare a quel paese? Se ci vuoi andare, te ci devi andare. È vero, bella quella canzone, bella. Vieni, Stella, vieni. Vengo, Stella, vengo, Zoe. Senti una cosa, senti. Ti aspetto. Salutami Gerardo, Ciao. Salutami Gerardo. Perché io non sono Gerardo. No? Non sono Gerardo. Sei? Il figliolo? Sei il figlio? Sai che sono... Quale dei figli? Marco. No, sì, è un altro quello che ricordo io che mi piace tanto. Sono Stefano. No, non sono. Sono Gerardo. Vabbè, sei Gerardo. Ti ho detto non sono Gerardo, ma se tu vuoi che io sia Gerardo, io sono Gerardo. Stellassa mia. D'accordo. Me l'hai detto te, io ci credo. Je t'aime. Non parlare difficile perché io non ti capisco. Io parlo facile. Va bene? Te trombe. Allora ciao e portami Josine. Ma Josine che poi se no non ti apro. Io parlo francese perché Josine, capito? Lei mi costringe sempre a dire je t'aime. Je t'aime, sì. Quell'altra del mio nipote dice I love. Oh my love. Oh my love. E je t'aime, Josine. E poi quando vieni parleremo, d'accordo? Ciao Stella. Ciao, a presto. Ciao, amore, sono Gerardo. Ciao. Non sono Gerardo. No. Chi sei? Sono il signor Cazzo. Ciao. Ma te non ti fai prendere per culo. Ciao. Peccato che non si faccia prendere per le mele, per i fondelli o comunque per il culo, perché veramente la signora ha capito tutto, che io ero Gerardo, che telefonavo da un telefonino, che ma tutto come mai? Ma perspicace. Che stelassa, brava Zoe. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete